Va ora in onda Dez Amore, arte, cultura, spettacolo, enogastronomia. Ideato e condotto da Peppe Giorgio. Buongiorno a tutti care amiche e cari amici, benvenuti per questa nuova puntata di Dez Amore. Cominciamo subito col presentarvi i miei ospiti in studio di quest'oggi. Parleremo di canto lirico, parleremo con il nostro soprano Olga De Maio e con il tenore Luca Lupoli. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a Giuseppe. Grazie. Allora cominciamo subito col presentarvi più approfonditamente. Olga, tu sei un soprano molto apprezzato. Come ti sei avvicinato al canto lirico e quali sono stati i tuoi primi passi in questo meraviglioso settore? Allora, innanzitutto ti ringrazio, sei sempre cortese e gentile. La mia carriera inizia da bambina nel coro anche del San Carlo nelle Voci Bianche, poi ha proseguito con il conservatorio, con i regolari studi, subito dopo con tanti concerti, con tanti concorsi che, diciamo così, hanno costellato un po' quello che è il mio curriculum attuale, e subito dopo con le tante audizioni e i concorsi vinti anche al San Carlo. Quindi a tutt'oggi, insomma, facciamo un po' di organizzazione anche come tournée, come concerti e quant'altro. Grazie Olga, la pari apprezzato posso dire in tutto il mondo è anche il tenore Luca Lupoli. Come inizia la tua carriera, Luca? Sì, la mia carriera inizia dagli studi, diciamo, da ragazzo di pianoforte, di solfeggio, e poi dopo la progressiva riscoperta del talento canoro da parte dei miei maestri. E diciamo inizia comunque con un percorso tra il conservatorio, tra le varie attività anche teatrali come dilettante, e poi invece approda al mondo del professionismo con la laurea in lettere in indirizzo arte, musica, spettacolo e la laurea in conservatorio in discipline e canto corali. E poi la stabilità al Teatro San Carlo come artista lirico e la partecipazione a concorsi importanti, il debutto in Bohème, in Traviata, Elisir d'Amore, insomma, diciamo con tutto quello che è la gamma delle opportunità che si presentano ai giovani cantanti. A parte il grande repertorio dell'opera, naturalmente come tutti i tenori, come tutti i soprani, vi siete passionalmente avvicinati alla canzone classica napoletana. Olga, il tuo rapporto con la canzone napoletana qual è? Il mio rapporto, a dire il vero, viscerale, perché sono napoletana, quindi chi più di noi napoletani riesce a capirne il gusto, il sentimento, tutto quello che dietro le parole, il testo, ma anche la musica che si sposano in un connubio perfetto, si nascondono dietro un brano tanto studiato, tanto apprezzato e tanto, come dire, conosciuto e tramandato negli anni. Luca, alla luce dell'apporto che i grandi tenori di tutti i tempi hanno offerto alla canzone classica napoletana, qual è il tuo rapporto, ecco, anche il tuo modo di osservare da cantante lirico la canzone napoletana? Direi quella di un grande rispetto, perché la canzone napoletana è un genere che comunque deve essere sempre inserito nel repertorio di un cantante lirico e non deve essere considerata come un genere secondario al quale ci si approccia in modo, diciamo, superficiale, perché comunque la canzone napoletana, che è dotata comunque di un testo poetico e di una musica di autori che sono stati, come dire, dei musicisti, dei fior di musicisti, deve essere comunque affrontata con lo stesso studio con cui si affronta l'opera lirica, la romanza da salotto. E allora ecco, insomma, io cerco di approcciarmi alla canzone napoletana in questo modo. Tra l'altro anche tutti i grandi tenori hanno inserito nei loro concerti, nei recital, sempre le canzoni napoletane. Voi due, oltre ad essere dei bravi, degli apprezzati solisti, cantate spesso in duo, ed è in duo che ci farete ascoltare anche ai nostri amici radioascoltatori da casa un primo brano. Qual è, Luca? O Sole Mio, che è l'inno di Napoli, con il quale la canzone napoletana è conosciuta in tutto il mondo. Dez Amore.
Dez Amore. E per parlare dell'apporto che nel tempo i grandi tenori, i grandi cantanti lirici hanno offerto alla canzone classica napoletana, abbiamo in diretta telefonica con noi un autorevole personaggio, un critico musicale, uno storico, prestigiosa firma del quotidiano Il Mattino, autore di numerosi autorevoli saggi, nonché autore della più vasta enciclopedia sulla canzone napoletana. Sto parlando di Pietro Gargano. Buongiorno a te, Pietro. Buongiorno Peppe. Buongiorno, volevo chiederti, ecco, quindi la domanda in un certo senso già l'opposta. Secondo te l'apporto che è stato offerto dai cantanti lirici nel tempo alla canzone napoletana, quanto è stato fondamentale? Secondo me il problema è a due facce. Sul piano del contributo della diffusione è stato enorme, perché ha contribuito pure in qualche modo a sdoganarla la canzone napoletana. Questo riguarda soprattutto gli inizi, il decollo, da Caruso in poi, diciamo. Caruso del resto se l'è inventata la canzone napoletana, la diffusione del disco, ha contribuito quanti posteggiatori alla diffusione del disco nel mondo. Per quanto riguarda invece l'interpretazione, io continuo ad avere molti dubbi, perché o si è un fuoriclasse come Caruso e Stefano, qualche altro, parecchi altri, oppure è un guaio, perché la canzone napoletana non si canta, si interpreta. I tenori debbono sfoggiare la voce, in genere le voci liriche debbono farlo, mentre invece un cantante deve interpretarla, deve sussurrarla se è il caso, deve alzare la voce. Io ritengo che il modello veramente siano stati i posteggiatori, e lo siano ancora quei 4-5 che rimangono in giro, insomma, veri posteggiatori, che loro graduano a seconda dell'uditorio con la loro voce. Se stanno in un salone ampio con tavoli sparpagliati la alzano, se stanno vicino ai due sposi la sussurrano, insomma, sono capaci di modularla, e questo secondo me è la chiave della grande interpretazione della canzone napoletana. Pietro, qui in studio con me a fare ampi cenni di consenso con la testa ho il tenore Luca Lupoli e il soprano Olga De Maio. Allora tu cosa potresti dire, ecco, su questo tuo pensiero a proposito dei cantanti lirici al servizio, ecco, puntuami questo termine, al servizio della canzone napoletana? Loro hanno il vantaggio di stare qua, quindi dare un grande valore al testo, perché anche il testo in qualche modo va letto e interpretato. Penso a Pavarotti, grandissimo tenore, però sulla canzone napoletana secondo me è un disastro autentico. Penso agli stranieri, pure quando sono bravissimi come Placido Domingo, Correras, fanno guai sulla canzone napoletana. Allora dico, la musica per carità, però anche sulle parole fornire in qualche modo un'interpretazione, capirle, fare capire il loro senso. Ecco, questo fra l'altro esige un impegno maggiore per la voce, è pure un allenamento in qualche modo utile, e poi se lo fanno spesso significa che la canzone napoletana va in giro, che è quello che manca, certo, adesso. Buongiorno Pietro, sono Olga De Maio. Buongiorno. Sono felice di sentirti. Piacere a me. Allora, sono d'accordo con quello che dici, infatti facevamo cenno di assenso, perché effettivamente io ho sempre detto che in modo particolare la canzone napoletana è da interpretare. È normale che ognuno lo fa con la propria vocalità, quindi diamo anche noi sfoggio, diciamo, di quella che è la nostra potenzialità. Però è proprio vero che si deve interpretare, ed è per questo che ho sempre detto che la canzone napoletana si presta anche, diciamo, ad essere cantata da una voce lirica, purché duttile, perché effettivamente non è sempre... Avete degli strumenti in più, cioè conoscete la musica, avete studiato, avete di più del cantante che magari è un autodidatta, insomma. Certo. Se ci riuscite meglio, però ripeto, i casi non sono frequenti, non tutti. No, ma è verissimo. Dei grandi soprano sono, per esempio, perché non si ricorda un grande soprano interprete della canzone napoletana? Eppure ci sono stati, certo, ma non si ricordano. No, ma è vero, anche sul testo, per quanto riguarda il testo, diciamo così, lo storpiare continuamente le parole, al di là, insomma, dell'interpretazione, questo è proprio il minimo. Da parte soprattutto degli interpreti, buongiorno, sono Luca, mi presento. Buongiorno. Da parte soprattutto, come dicevi tu, degli interpreti che non sono propriamente napoletani, quindi anche dei grandi tenori internazionali, che ovviamente, diciamo, difettano nella dizione della lingua napoletana. E quindi anche questo contribuisce, insomma, come dire, a non far rientrare. Secondo me il modello rimane eterno Caruso. Caruso, sì.
al quale più o meno tutti si ispirano, anche perché Caruso aveva, al di là di tutto, anche ecco, una duttilità vocale con la quale appunto si approcciava. Le famose canzone... 3 voci nel cassetto, che lui diceva di avere quelli di tenore, quello di baritono e pure persino quello di basso. Infatti. E le tirava fuori ogni volta a seconda delle circostanze, certo. Una ricchezza timbrica. E certo, il colore, quello è un dono che si può migliorare, ma non sempre si possiede, voglio dire. Però comunque Caruso secondo me resta il grande, sì, che tra l'altro è stato uno moderno, si è inventato tutte le cose, ha fatto quello che ha fatto con la voce, anche perché nella recitazione dell'opera lirica lui ha portato delle novità assolute. L'opera lirica prima di lui era quella che se uno doveva cantare la capa, si sveniva, si cadeva a terra. Lui l'ha detto col tono di chi ha un lieve fastidio, cioè ha portato una modernità, un realismo essenziale nella scena lirica. Una svolta, insomma, segnato. Una svolta, sì. Va Lui bene. ha inventato tutto quello che c'era da inventare nel suo campo. Certo. Bene, grazie Pietro, grazie Ma di per il niente, tuo Peppe, buon autorevole e lavoro. passionale intervento. Grazie, a presto, a risentirci. Ciao, a presto. Saluto, ciao. E buona carriera. Grazie. Arrivederci. E salutando Pietro Gargano ci concediamo qualche secondo di pausa per i consigli dalla regia. Dezzamore. Tu cuore mio malato
Ed era la splendida voce di Olga De Maio con la famosa, l'inconfondibile Io te vorria vasà. Olga, Luca, avete tanti progetti in cantiere, i vostri impegni futuri quali sono? Da premettere che noi siamo anche i rappresentanti dell'Associazione Culturale Noi per Napoli, che opera nel campo della cultura da ben 25 anni, fondata dalla dottoressa Emilia Gallo, che è la mamma del soprano Olga De Maio. Organizza eventi di una certa rilevanza. Numerosi sono anche i premi vinti dall'associazione, oltre che da noi personalmente, quindi il curriculum è molto esteso. Sì, diciamo abbiamo realizzato eventi importanti per il Forum delle Culture, per il Maggio dei Monumenti, per l'estate a Napoli. Prossimi saranno concerti associati alle visite guidate presso il Teatro San Carlo, presso Villa Pignatelli, presso Palazzo Zevallos, perché la nostra convinzione è che la musica debba sempre unirsi alla cultura dei luoghi storici e quindi alla diffusione, alla conoscenza, alla promozione dei luoghi storici di Napoli, soprattutto per coloro che non li conoscono. Quindi anche questa è una delle finalità che si propone l'associazione, cioè quella di divulgare, oltre alla cultura musicale, anche la conoscenza del patrimonio storico-artistico della nostra città. Olga, ma tanti spettacoli quindi porterete in giro che avranno un tema predominante. Quale? Ci puoi anticipare qualcosa circa il contenuto di questi vostri spettacoli musicali? Ma in genere gli spettacoli sono sempre un excursus che passa, diciamo così, a parte per ogni epoca, anche per vari repertori, perché fortunatamente, come dicevamo prima anche con il collegamento telefonico, chi ha la possibilità di un mezzo vocale abbastanza duttile, oltre all'apporto che ne viene dallo studio, possiamo affrontare repertori diversi, cosicché si passa dall'aria da salotto all'operetta, all'opera lirica in piena regola, per approdare appunto alla nostra amata canzone napoletana, che non bisogna dimenticare, anzi bisogna curare, bisogna esportarla ancora di più e bisogna effettivamente farla conoscere con quello che è il nostro sentimento da bravi napoletani. Anche se oggi ci siamo occupati di canzone napoletana, Dez Amore non manca mai di dedicare il suo angolino alla gastronomia, ai peccati di gola dei nostri ospiti. Parliamo di cucina nell'opera adesso. Vi sono stati grandi compositori del passato che si sono molto avvicinati alla gastronomia, alla buona cucina. Posso ricordare compositori come Frescobaldi, Corelli, Mozart, Gioacchino Rossini, il vegetariano Wagner ed ancora Mascagni, Toscanini ed interpreti come Pavarotti e Callas, che non si sono fatte mai mancare le specialità gastronomiche dei luoghi da loro visitati. Ma i peccati di gola, il rapporto con la buona cucina del soprano De Maio e del tenore Lupoli, quali sono? Allora, io non conosco, diciamo così, i gusti dei grandi appena citati, diciamo. I miei sono sicuramente un po' variegati. Predilezione assoluta non soltanto per i piatti salati, ma ahimè i miei peccati di gola si rivolgono prettamente ai piatti dolci, che mi piace anche preparare. Mi freggio di fare numerosi cioccolatini e dolci vari. E Luca mi permetto in parte di rispondere per lui, perché questa cosa mi fa sorridere. Non è molto bravo in cucina, io a volte lo prendo in giro perché sa fare l'acqua cotta salata possibilmente, quindi in genere io a volte preparo delle cose anche per lui. Diciamo che io, più che cimentarmi in cucina, mi cimento più nel binomio, mangiare, nella degustazione, nel gustare, nel binomio tra buona cucina e buona musica. Quindi spesso e buon vino, Esatto, quindi di associare questi elementi ogni qualvolta magari anche proponiamo un concerto, quello di abbinare sempre l'aspetto, diciamo, degustativo, esatto. Bene, ascoltati, diciamo così, i peccati di gola, il rapporto con la buona cucina di Olga De Maio e Luca Lupoli, per ribadire questa stretta vicinanza con la buona cucina dei grandi personaggi del mondo della lirica, dell'opera. Ho ascoltato appunto a proposito Katia Ricciarelli. Dez Amore. Sicuramente la pasta,
quindi tutto ciò che fa ingrassare, però la pasta mi piace anche in bianco, con un po' d'olio, senza sale addirittura, e con un po' di parmigiano, e poi difficilmente riesco a resistere a un po' di pane e a un dolcetto, quindi lascio tutti i secondi perché per i primi, questo è il mio peccato di gola, in generale. Oltretutto sappiamo che lei è una grande appassionata ed intenditrice di vini. Sì, il vino mi piace berlo come dico a tutti, specialmente ai giovani, questo è diretto: bevete, ma bevete poco e bene, perché se si beve tanto e male allora poi ci si distrugge davvero. Ma io quando sono sola non bevo quando sono in compagnia, qualche cena così, allora mi diverte, 2 bicchieri insomma li bevo, però deve essere un vino buono, non molto, un tasso insomma non troppo elevato, perché non sono poi una che sopporta tanto bene, divento allegra, questo sì, però non resisto insomma al vino, non resisto nel senso che non lo sopporto tanto. E chiudendo con un dolce? I dolci mi piacciono tutti quelli che sono al cucchiaio, dalla tiramisù alla zuppa inglese, insomma i dolci che si possono prendere con il cucchiaio mi piacciono tantissimo. Bene, ecco, abbiamo ascoltato i peccati di gola, i gusti, parlando di buona cucina partenopea e di vino di Katia Ricciarelli, però adesso dedichiamoci ancora alla canzone napoletana. Olga, Luca, qual è il prossimo brano che ci farete ascoltare? Il prossimo brano è La Tarantella di Gioacchino Rossini, ovvero la danza, che pur non essendo come dire un'aria con un testo napoletano, però rientra nella tradizione napoletana perché appunto si ispira ad una danza partenopea. E anche questa è stata interpretata dai più grandi tenori del passato ed inserita sempre nel repertorio napoletano, proprio perché simboleggia gli usi e i costumi di una danza tradizionale. Serra con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la sborda fermo sta. Viva il ballo tondo tondo, sono resa un pascià, è il più bel piacer del mondo, la più cara voluta. Mamma mia, già la luna mezza al mare, mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà. Finché, mamma mia, si salterà.
Adesso qualche altro istante ancora la pubblicità prima di parlare poi di operetta e di ascoltare un altro brano dei nostri ospiti. Dez Amore. Ed eccoci nuovamente qui in studio con Dez Amore in compagnia di Olga De Maio e Luca Lupoli. Bene, abbiamo parlato di canzone napoletana, abbiamo parlato dei peccati di Cole, dei grandi protagonisti della musica lirica, dell'opera lirica. Parliamo adesso di un altro genere molto ambito e che ha tanti seguaci, l'operetta. Olga. Ma l'operetta è, diciamo così, un mix perfetto tra la vocalità dell'opera e la leggerezza anche delle arie da salotto. Quindi quale maggiore, diciamo così, possibilità per noi cantanti lirici di poterci esibire con leggerezza, maestria, con tecnica, con un mix di tutto. Luca, l'operetta quanti seguaci ha oggi? Tantissimi, e anche diciamo ci sono delle compagnie proprio che interpretano solamente, si sono dedicate all'interpretazione proprio dell'operetta in giro per il mondo, per l'Italia, e quindi, come diceva Olga prima, è comunque una parte importante del repertorio di ogni cantante lirico, nella quale appunto ci mentiamo anche con l'arte scenica, ancor più forse che con l'opera, perché richiede appunto un'abilità anche nella recitazione e nel porgere in maniera scenica tutto ciò che è scritto nella musica e nel testo. Quindi non a caso nei vostri spettacoli, quelli che portate in giro e quello che porterete in giro, c'è una buona dose di operetta. Sì, certo, perché è un genere nel quale crediamo tanto e nel quale c'è tanto da comunicare, da esprimere. E adesso, a proposito di operetta, cosa facciamo ascoltare ai nostri amici di Dez Amore? Tace il labbro dalla Vedova Allegra. Ed eccoci giunti al termine di questa nostra nuova puntata di Dez Amore. Salutiamo i nostri ospiti, ma prima di lasciarli andare via vorrei chiedere, Olga, il tuo saluto per i nostri amici di Dez Amore qual è? Allora, innanzitutto io sono felicissima di essere stata qui oggi e di aver portato un po' di quello che è il mio studio, un po' di quella che è la mia vita e la mia arte agli ascoltatori di Dez Amore. Spero che ci seguiate sempre con tanto affetto e un saluto ovviamente affettuoso al nostro caro giornalista, nonché anche esperto di lirica e di arte a 360 gradi, Giuseppe Giorgio.
Grazie Olga. Luca Lupoli, il tuo saluto per i nostri amici radioascoltatori qual è? Beh, diciamo io mi vorrei un po' rifare al nome di questa radio, Dez Amore, quindi che l'amore possa, come dire, sempre trionfare nella nostra vita, l'amore per tutto, l'amore per la vita, l'amore nel nostro caso anche l'amore per la musica. Quindi questo è il messaggio che io vorrei lanciare a tutti i nostri ascoltatori. Chi fa musica, chi interpreta la musica, lo faccia sempre con tanta umiltà, però anche con tanto amore, con tanta passione, con cui cerchiamo anche noi di realizzare la nostra arte. Quindi ecco, questo è un messaggio che voglio lanciare. Ed è appunto con i messaggi di Olga De Maio e Luca Lupoli che Peppe Giorgio vi saluta e vi dà la risentirci alla prossima puntata, sempre su Radio Amore, sempre con Dez Amore. Ciao! Avete ascoltato? Dez Amore. Arte, cultura, spettacolo, enogastronomia. Ideato e condotto da Peppe Giorgio. Appuntamento alla prossima puntata. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.